Buongiorno cicloviaggiatori, ci troviamo proprio vicino ad Ajaccio e questo è un risveglio in fuoco, in un'alba infuocata sulla spiaggia. Oggi partiamo per l'ultimo pezzo di Corsica verso il sud, un paio di tappe dovremmo arrivare a Bonifacio. Ajaccio è la città principale della Corsica, la chiamano la capitale e conta solo 66.000 abitanti, mentre in tutta la Corsica ce ne sono 330.000, quindi poco abitata, sicuramente bella selvaggia. Nella capitale, ad Ajaccio, si possono vedere la casa natale di Bonaparte, di Napoleone, perché è nato proprio ad Ajaccio, c'è l'aeroporto e poi ci sono le isole sanguinarie con i fari. Che sono quelle lì giù in fondo. Oggi la giornata è un po' uggiosa e anche noi siamo un po' così, un po' pigri. Ci siamo fermati in una boulangerie per berci un caffè e mangiare un panno au chocolat. Abbiamo stati lì una mezz'oretta, adesso siamo ripartiti ma siamo di nuovo fermi su una spiaggia per fare due corse a nala, visto che la strada non permette di tenerla fuori più di tanto, non è una gran strada, è un po' trafficata, siamo ancora troppo vicini ad Ajaccio e comunque pianeggiante, quindi si va abbastanza veloci. Quindi vediamo se riusciamo a fare due corsi qua sulla spiaggia, poi ripartiremo, destinazione chissà. E nel giro di mezz'ora il cielo è diventato blu intenso, si è passati dal completamente coperto al completamente sereno e l'umore va su e noi anche le gambe iniziano a girare, quindi si pedala. E come dice sempre Ravero, viva l'ottimismo! Questa è sicuramente la madre di tutte le rampe. Speravo fosse una rampa, in realtà però è una rampa che è durata un paio di chilometri secondo me. Sicuramente la più dura fatta qua in Corsica e non so, io non finiva mai, ci avremmo messo mezz'ora per fare 2 chilometri forse. Per fortuna adesso spiana, vediamo come prosegue. La salita è finita, è stata tosta, infatti abbiamo dovuto fare una pausa a metà strada per biscotti, mangiare qualcosina. E adesso si scende, si risale, si resterà un po' in quota su questa penisola che adesso è nascosta qua dietro la curva, e per poi scendere di nuovo al mare a Propriano. Probabilmente oggi arriveremo lì, poi domani risaliremo l'entroterra per dirigerci verso Bonifacio. Portigliolo e continuo che non ci ha dato tregua per tutta la giornata, ma è davvero fantastica, pochissima gente, strappi piuttosto tosti, ma almeno la bici la fa da padrona, almeno in questo periodo fuori stagione. Siamo arrivati a Olmeto, che sono ormai le 4:30. Mi sposto perché c'è una macchina, clamoroso. E adesso stiamo cercando un posto per piazzare la tenda e il tramonto è già alle nostre spalle e quindi dobbiamo cercare un posto dove dormire. E questa spiaggia ci sembra carina, abbiamo imboccato una sterrata. Adesso qua c'è un signore che sta recuperando un canotto ormeggiato, arenato qua sotto, e comunque noi andiamo a vedere se si può piazzare la tenda qua.
per questa sera abbiamo un'intera spiaggia tutta per noi. Qua è dove dormiremo, saremo un po' forse esposti al vento, ma ce ne freghiamo altamente, nel senso che va bene così, visto il posto magnifico, tutto solo, è bello isolato, non c'è nessuno in giro, c'è solo una strada d'accesso sterrata per arrivarci o un sentiero, e quindi perché no, perché no. Incrociamo le dita e speriamo che Eolo sia con noi stanotte, e per il resto è uno spettacolo, anche questa sera uno spettacolo.